Sì, 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 sì. Giunte entrambe alla nona giornata di Serie A della Lega Calcio 8, cercano la prima vittoria della loro storia nella massima serie, si sono sfidate nelle playoff che ha sancito la salita del Peperino, ma anche il Real Granella in maglia bianca ha bisogno dei 3 punti, assolutamente, oggi il pareggio non serve a nessuno. Buonasera e benvenuti al Ciriaci. Ripetiamo, Real Granella in maglia bianca, Peperino in maglia rossa. Real Granella bravo a portare questa maglia oggi al campo, dato che l'altra Bordeaux sarebbe stata facilmente confondibile con le divise invece classiche del Peperino in maglia bianco-rossa, mentre i capitani procedono ai saluti di rito a centrocampo. Leggiamo la lista dei convocati partendo dal Peperino che gioca in casa qui al Ciriaci, ma che oggi è in trasferta secondo calendario. Il Peperino del neo mister D'Amora, subentrato al posto di Querciati che sua volta era succeduto a inizio anno a Bonetti, e porta il numero 9 a Frie. In porta c'è De Eugenio, ha fatto una gran partita nell'ultimo turno sventando tanti tentativi del Cotton Club. 8 Giandonato col 10, Fabrizio Giovannetti, Giancarlo Lorenzi ha il 2, Giordano Mangione ha il 7, 5 Manuel Perelli, 6 Patrick Perelli, 23 Piras, 4 Vanicore Vertesci. Col numero 11 risponde il Real Granella allenato da mister Alberto Brutti, che torna in panchina dopo la piccola squalifica con i porta Pitruzzella, poi il numero 13 Alesse, Simone Angelucci è il 9, col 14 Matteo De Angeli, col 5 Alessandro De Santis, 16 De Seta, 18 Fattori, 6 Pratesi, 7 Tiberti, 10 Tramacere, 4 Tuzzi. A posto portiere? Il calcio d'inizio sarà del Peperino, senza vittorie come il Real Granella, con un solo punto guadagnato per ora in classifica, in quel pari allo Sport City contro l'Atletico Fiumicino per 4-4. Entrambe le squadre provengono da una sconfitta nell'ultimo turno. Real Granella che ha perso 3-2 in casa della Roma, Peperino che ha ceduto su questo terreno ai campioni d'Italia del Cotton Club per 3-0. Il possesso ora è del Real Granella, è subito alta l'aggressione del Peperino, Tramacere la lascia lì e subendo però fallo. Numeri molto esili sulla schiena delle maglie dei giocatori del Real Granella, sarà facile riconoscerli, almeno dalla nostra posizione, non tanto dall'inquadratura, che non favorisce appunto una lettura facile dei numeri sulle maglie dei ragazzi del presidente Granella. Il Peperino la riconquista, la dà in verticale, c'è subito attento lì dietro il numero 13 Alesse, tutto si spegne però in fallo laterale, ora battuto, c'è un controllo, Tramacere prova a chiudere, il Peperino giunge però da dietro con Giovannetti che allarga bene dall'altro lato per il proprio numero 23, il suo tiro cross, per poco non sorprende Pitruzzella che sembrava comunque sulla traiettoria. Era stato Matteo Piras, il numero 23 esterno destro, che conosce tanti giocatori del Real Granella, in particolare Matteo De Angeli, a mettere il primo pericolo verso Pitruzzella. Giovannetti ha tentato, il suo compagno offensivo però non è stato lesto nel coglierne l'invito, trattasi del numero 7 Mangione. Giordano Mangione, una delle nuove carte di un Peperino che deve sopperire ad assenze pesantissime, una su tutte, quella del capocannoniere dello scorso girone di Roma Nord, Andrea Giovannetti, centravanti che sa anche far gioco, sicuramente è mancato tanto a una squadra che produce sicuramente offensivamente parlando, ma a cui manca molto spesso lo spunto, come forse anche in questo caso, per andare a far male all'avversario. Il fallo laterale è del Real Granella, nel frattempo sono passati quasi 3 minuti e ancora 0-0, la partita verosimilmente potrebbe essere anche tattica e tesa. Sono due neopromosse che da questa gara devono trovare lo slancio per disegnare un nuovo avvio di campionato. Angelucci ci prova, è attento in copertura il numero 5 del Peperino Manuel Perelli. Il capitano rimane lì in zona perché sta per battere la rimessa De Santis. Anticipo secco del Peperino. E poi palla a Piras.
Angelucci desiste dal pressing, Piras ricomincia da Perelli. Manuel Perelli torna da Piras. Ragionamento paziente del Peperino che poi prova a verticalizzare. Un regalo a Pitruzzella. Tramacere viene molto basso, quasi ad invitare il portiere ad iniziare l'azione da lui. Sceglie invece l'estremo difensore, qui l'out di destra. Finiscono per sbagliare ancora, però quelli di brutti. Allora, possesso Peperino con l'ottima giostra in mezzo al campo di Gian Donato, che poi serve Mangione. Difettoso il controllo, ma si va lo stesso a destra. Poi Mangione cicca il contatto col pallone, solo rimessa dal fondo. Rimessa effettuata, contrasto energico, la palla rimane in aria ed è alzata, crediamo in calcio d'angolo. Sì, l'arbitro non ha visto comunque gamba tesa o intervento irregolare su Tuzzi che continua a toccarsi il volto. No, non è Tuzzi. Da qui non riusciamo bene a vedere. È proprio il numero 4 Tuzzi che sembra essersi ripreso. Avvio di gara soft, ma c'è la chance da fermo per il Peperino. Nel calcio 8 tante volte gare vengono sbloccate proprio da fermo, anche se qui la traiettoria tentata da Fabrizio Giovannetti è davvero lunghissima. Angelucci lotta, non tiene il campo il pallone nonostante sia finito contro la rete. Rimessa laterale Peperino. Angelucci torna e serve indietro un compagno. Altro pallone alto per Angelucci che va a contenderlo a Perelli, va da suo fratello Patrick Perelli. Gioca a centrocampo, nel calcio 11 l'abbiamo conosciuto come difensore centrale in Serie D. Ha alzato il suo raggio d'azione, qui usa le braccia, Pitruzzella in uscita, aveva usato le braccia Tuzzi. Con mestiere a contenere lo scatto stavolta buono di Mangione. Fabrizio Giovannetti gioca più vicino all'unica punta rispetto alle gare dove l'abbiamo visto da regista puro. Il regista invece sta facendo l'altro interessantissimo numero 10 Tramacere. È una sfida tra nuove e giovani leve di questa Serie A. Il rinvio di Piras, il contrasto di Matteo De Angeli, rimessa dal fondo che sarà effettuata da De Eugenio. Perelli accompagna il pressing tutto il Real Granella, ma lascia possibilità di pensare lì in mezzo al Peperino. Ecco Giovannetti, l'esterno è molto buono, a destra ad accompagnare l'azione che poi termina in fallo laterale. Ancora Giovannetti, lavora male questo pallone per giocarlo di prima. Fabrizio! La tocca per ultimo un giocatore del Peperino, subito un colpo al capo De Angeli che si gratta il cranio, ma si può proseguire. Angelucci lotta con Piras, la sovrapposizione di De Angeli che gioca laterale in questo inizio. Rimessa per Alesse. Tramacere. Alesse rischia sulla pressione avversaria, ma riesce lo stesso a servire Angelucci sul volto di un avversario che poi recupera palla e posizione. Trattasi del numero 8 Gian Donato, qui Perelli, così e così può approfittare della rimessa il Real Granella. Pratesi, il contrasto di De Santis che però la perde. Allora Gian Donato distende il contropiede ricominciando da Piras, gli chiamano il cambio di gioco, lui sceglie ancora centralmente Mangione. Mangione la tiene, poi perde il pallone, l'arbitro aveva dato vantaggio, non si è concretizzato ma aveva già tentato un paio di dribbling Mangione. Buona quindi la decisione di non fischiare calcio di punizione. De Santis, Tuzzi, Alesse contrastato, bene Mangione in area, prova a destreggiarsi, alla fine è costretto ad uscire dal limite dell'area Gian Donato, potrebbe caricare il tiro se la porta sul sinistro, resiste ad una carica ma l'intervento è regolare sul pallone da parte di Tramacere, commette invece fallo poi il suo compagno qui sulla fascia destra Pratesi. Pitruzzella ne vuole due in barriera.
le indicazioni sapienti di Damora, che non vuole lasciare la visuale libera a Pitruzzella. Anche cercare una spizzata di fronte all'estremo difensore del Real Granella potrebbe essere la carta vincente. Parte Giandonato. Secco Giandonato, Pitruzzella forse la vede all'ultimo, ci mette comunque le dita, palla in corner. Un missile terraria di Giandonato, la prima occasione è del Peperino, è giunta da fermo, Peperino che rischia qua di scoprirsi, ma De Angeli non ha ben controllato, Pitruzzella che si è buttato forse all'ultimo, ma la traiettoria del pallone era infida e continuava ad alzarsi. Tiro secco, quello tentato dal numero 8. Eccolo ancora in azione, Giandonato. Sinistro illuminante, una grande idea, Pitruzzella però l'attende lì e la fa sua. Giovannetti aveva tentato l'incursione in sovrapposizione in area di rigore dalla fascia sinistra. Piras anticipa a secco De Angeli, sta prendendo campo il Peperino, soprattutto sulle fasce, con il tiro ora dalla distanza che scheggia il palo, è stato da parte del numero 7 Mangione. Stiamo sopra, oh! Pitruzzella, De Santis, Pratesi e quindi Tuzzi. Attende il movimento in avanti di un compagno, lo lancia lunghissimo. De Eugenio non ha problemi a chiamarla e a bloccarla senza nemmeno staccare i piedi da terra. Piras chiude un 1-2 manco troppo preciso, perde un tempo di gioco il Peperino che poi è costretto a velocizzare sulla destra. Solo rimessa laterale, ritmi non altissimi, c'è Giandonato che zoppica in mezzo al campo, speriamo nulla di grave. Nel frattempo altra punizione conquistata stavolta da Mangione. E Giandonato che stava toccandosi la gamba, ora comunque si porta sul punto di battuta per tentare quello in cui era riuscito in parte, cioè mettere a repentaglio i pali della porta di Pitruzzella che si è ben difeso. La rincorsa laterale di Giandonato. Stavolta va col sinistro, rasoterra, Pitruzzella in due tempi, tira col destro e col sinistro, non si vede manco troppo la differenza. Bravo davvero Giandonato, ambidestro naturale. Serviva un giocatore così, senza dubbio, al Peperino. Real Granella che fatica un po' con le distanze, attaccanti molto slegati dal resto della squadra e tra le linee per ora questo uomo, Giandonato, a gioco facile, anche se qui sbaglia l'assist a Giovannetti. Ripartenza Real Granella, tutto di prima il disimpegno, poi la palla in avanti, buona la sponda di Angelucci. Tramacere, ancora da Angelucci che lotta per tenere il possesso, Perelli regolarmente, poi rischia, Angelucci va a pressare sul rinvio rimpallato di Perelli. Il fallo subito da Giovannetti. L'arbitro dice che non tollererà oltre interventi del genere, fallo certamente non cattivo, ma da dietro, pericoloso, con un giocatore che si stava avvicinando al pallone, era Giovannetti. De Santis non poteva arrivarci. Lancio lungo dentro. Mangione la stoppa, ma non la può tenere in campo. È un pari quello che sta maturando, siamo naturalmente solo all'inizio, tra Real Granella e Peperino Calcio, che non serve assolutamente a nessuno. Lo sanno le due squadre che evidentemente nel frattempo De Angeli ha tirato da centrocampo. È da ribattere la punizione, l'aveva battuta in movimento De Angeli, che ha provato a sorprendere De Eugenio calciando all'improvviso. Dicevamo, evidentemente stanno tenendo i botti per la ripresa le due squadre che dovranno scoprirsi un po' di più. De Santis, il cross pilotato dentro, è rinviato, Giovannetti salta ma di testa non può prenderla, De Santis lo contrasta,
È fallo laterale per il Real Granella. Ora battuto, ma nuova rimessa per i bianchi. De Santis. De Angeli anticipato da Piras. Poi Perelli. L'ultimo tocco è Real Granella, rimessa dal fondo Peperino. Piras offre sempre appoggio a destra, non c'è un centravanti di peso nel Peperino, motivo per il quale le azioni vanno sempre iniziate e concluse prevalentemente palla a terra. Succede questo sin dalle prime battute difensive. Non tradisce, nonostante il cambio tecnico, il Peperino, la sua volontà di far gioco, un calciotto prevalentemente giocato palla a terra. Qui De Eugenio si impegna ma non può tenere il pallone, che è deviato da un compagno, quindi calcio d'angolo Real Granella. Si scalda anche Alberto Brutti in panchina. È una buona chance a tanti giocatori fisici il Real Granella, Angelucci lo sa, batte infatti a giro anche se teso. Respinta di un attentissimo Perelli. Scambio sulla fascia. De Eugenio la chiama, brutto segnale, Perelli non si fida, la rilancia dove il Peperino prosegue la sua azione. Giovannetti a destra, un uomo è saltato, uno scambio dentro, si torna ancora da Fabrizio Giovannetti. Ha appoggiato sulla propria destra, ha tentato di nuovo il dribbling Mangione, anziché scambiare con un compagno. Eccolo ancora Giovannetti, bene con l'esterno dentro, stavolta è secco il dribbling di Mangione. L'arbitro non fischia, c'è stato l'intervento in scivolata, abbastanza pericoloso sul numero 7. C'è da battere una rimessa, è per il Real Granella però. Tramacere la fa passare, ma sono sempre in anticipo su De Angeli o su Angelucci, i difensori del Peperino, che qui cambiano versante. Un intervento così e così di De Santis. Giovannetti prova a farla passare col tunnel, ci mette il fisico De Santis che rinvia da Patrick Perelli. Buono il primo dribbling, non il secondo controllo. Fallo laterale per quelli di Damora. Controllo orientato qui di Mangione. Troppo individualista la sua azione, non trova appoggi facili nei compagni ed è poi costretto al calcio di punizione. Il giocatore di destra del Peperino è il numero 11 che va a riguadagnare il suo posto in campo, Lorenzo Vertesci. Lancio, doppia deviazione, rimessa laterale in zona offensiva per il Real Granella. De Santis e Tramacere. Pratesi con fretta, rimessa laterale praticamente invertita. Quelli del Peperino tutti schierati di fronte alla propria panchina a seguire molto da vicino l'azione, che ora è però del Real Granella, con Pratesi. Il retropassaggio sbagliatissimo costringe Alesse a provare a tenerla in campo, non ci riesce. Rimessa laterale Peperino, Pitruzzella ha dato il pallone velocemente ai biancorossi che provano a far filtrare un pallone e c'è un tocco col braccio, è calcio di punizione ancora per gli ospiti. Si sente qualche impropero da fuori, ma siamo all'interno della normalità. 9 tifosi del Real Granella dietro la porta di Pitruzzella, li vediamo da qui. Più numerosi quando si giocavano le fasi finali della Serie A2. Non sarà Giandonato che ha lasciato il posto a Vertesci, anzi no, Giandonato è in area. Parte Mangione. Rincorsa a destro, scivolando contro la barriera. Porta a casa comunque calcio d'angolo. Nessun time out al minuto 17, ormai varcato col Peperino che giostra da corner, battuto corto, rischia di perderla, poi la dà indietro.
La perde stavolta Vertesci, allora a contropiede Di Angelucci prova a portarsi dietro tutti gli avversari, poi con Pratesi che sarà proposto tenta un tiro davvero debole e mal portato. Giandonato, la sua posizione permette a Giovannetti di giocare più avanzato, eccolo l'assist a Perelli, c'è un buon velo tra l'altro da parte dello stesso Giandonato, Tramacere col sinistro, intercettata così e così la palla di tacco da Perelli, poi Angelucci servito, Piras con una gran diagonale a chiudere la via del gol al bomber del Real Granella. Giandonato dietro, Perelli la appoggia ancora a lui, tanti palloni giocati in sicurezza da Giandonato che qui cambia versante dove si impegna e la tiene in campo un suo compagno. Giovannetti ancora da Giandonato, si interroga sul da farsi, a testa alta, l'intervento in scivolata, la tiene in campo Perelli, il tacco è delizioso su lungolinea, raccolta la palla, ancora dal limite, il destro che parte, Pitruzzella, ancora lui con la mano destra. Applausi e se li merita Pitruzzella. Il calcio d'angolo è battuto velocemente dal limite dell'area, Mangione, Pitruzzella ci ha messo il piede ma stavolta non può nulla sul vantaggio del numero 7 del Peperino che esplode nell'esultanza, è 1-0 per i ragazzi in maglia rossa. Al terzo tentativo, nel frattempo time out. Time out che era stato chiesto dal Real Granella prima di subire la rete dell'1-0 da Mangione. Era nell'aria, dobbiamo dirlo, il vantaggio del Peperino che da qualche minuto più spesso si presentava dalle parti di un Pitruzzella perfetto sino al momento del gol di Mangione. Noi non sentiamo comunque di dare troppe responsabilità all'estremo difensore dei ragazzi di Brutti, che qui perdono un altro pallone malamente, lo riconquistano, ma commettendo fallo su Giandonato. Giandonato che tira da tutte le posizioni, di destro o di sinistro. È stato Mangione a segnare, uno dei più attivi dei suoi in dribbling lì davanti. Pitruzzella, dicevamo, era ben intervenuto su Giandonato 2 volte, da fermo e poi in movimento. Ha potuto deviare solo col piede prima. Sempre una mazzata, Giorda perché sei dietro? D'Amoro ordina dalla panchina di scaricare in porta, Giandonato esegue, Pitruzzella a 2 mani. Nessuno sulla ribattuta, s'arrabbia il mister del Peperino per questo, anche se Perelli l'ha ben rigiocata. Dove è buono lo stop dell'altro Perelli, Patrick che palleggia ma alla fine finisce per commettere fallo. Peperino un po' lungo, Giovannetti si prodiga arretrando, lascia però campo a De Santis che qui avanza. De Santis a gamba per andare, contrasto energico di Patrick Perelli e fallo laterale per il Peperino. Abbiamo sentito scoppiare il pallone da qui sopra. Perelli sul petto di Mangione, doppio palleggio e poi girata dove nessun compagno però può raccogliere. Pitruzzella da Pratesi, De Angeli, ancora Pratesi, De Angeli, diagonale sinistro, De Santis, Tramacere, sempre ben pressato oggi da Giandonato, prova a rimanere lì, lo fa commettendo fallo. Tattica chiara sui calci di punizione, si va di potenza, ma vuole qualche uomo a giocare da rapace sulle respinte di Pitruzzella, perché è pressoché impossibile bloccare i tiri di Giandonato. Giandonato ancora secco in porta, stavolta va alto sulla traversa, non coglie lo specchio. Pratesi, De Santis, ancora Pratesi, il lungo sinistro, De Eugenio però, che guadagna anche qualche secondo perché non manca moltissimo al termine del primo tempo. Attendiamo la segnalazione del recupero che potrebbe anche non esserci, dato che nella partita non ci sono state molte interruzioni, anzi praticamente si è giocato sempre, fuorché il time out dopo l'1-0 fondamentale del Peperino. Tuzzi,
Rimessa laterale, De Santis, pressato da Giovannetti, da dietro, De Angeli per un attimo incespica sul pallone, poi con la sua esperienza e tecnica riesce a tenerlo incollato al destro e va da Angelucci che ha allargato a destra da De Santis, ritarda la sovrapposizione, coglie il recupero di uno scatenato Perelli, calcio di punizione Peperino. Sempre largo, non ha preso una palla. Damora sta catechizzando Giovannetti. Si consultano con Ruggeri, qui in panchina, Manuel Perelli. Si propone Patrick Perelli, il numero 5 va a lungo sul petto di Mangione, che nonostante regali una decina di centimetri ai difensori avversari, è già un paio di volte che va in anticipo secco. Giandonato, gli chiamano il tiro da fuori, Giandonato però si è allargato fino all'intervento in scivolata di Tramacere, che poi è trattenuto, chiamano l'ammonizione, si arrabbia De Angeli con l'arbitro, calcio di punizione Real Granella, è andato a brutto muso De Angeli con l'arbitro, che forse, sentendosi anche un po' a metà tra la decisione di ammonire o no il giocatore che aveva commesso fallo su Tramacere, ha deciso di non ammonire nemmeno per proteste De Angeli. Tramacere, proprio lui, molto lontano dalla porta, prova ad avvicinarcisi in solitaria, subisce fallo. E se Giandonato lo specialista, per quelli del Peperino, ne ha uno niente male Alberto Brutti. Simone Angelucci sa far male di potenza e a giro, qui batte velocemente da Pratesi sul fondo schiena di un avversario. L'arbitro ha il fischietto in bocca, i fischi sono 2. Finisce il primo tempo di Real Granella Peperino, col Peperino avanti 1-0, decide il gol di Mangione. Quasi tutto pronto per la ripresa delle ostilità, si riscalda a Frie sulla panchina del Peperino. Non ci sono stati cambi tra quelli del Real Granella, che hanno provato a rifare gruppo dopo qualche discussione interna sul finale di un primo tempo molto teso, mal giocato, lo possiamo dire, da quelli di Brutti, che sicuramente hanno offerto prestazioni migliori e soprattutto hanno prodotto molto di più offensivamente rispetto a questa serata, dove invece il Peperino è compatto come nelle sue migliori prestazioni, trova anche sfogo offensivamente parlando, con le folate da dietro di Giandonato, il gran lavoro di Mangione che è premiato proprio per quanto riguarda il numero 7, con la segnatura che per ora decide il match. Vuole compattezza, vuole fame da Mora, è normale che sia così, una squadra con 0 vittorie, quando questa che stiamo vivendo, la 9ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8, non può salvarsi con i soli buoni propositi, ha bisogno di punti e di tanti punti, vuole iniziare a farli oggi. Ancora Mangione, ancora Pitruzzella, ribattuta però di Fabrizio Giovannetti, gliel'aveva promesso il mister, gioca largo, la metterei dentro e lui fa tap-in sulla ribattuta di Pitruzzella, 2-0 Peperino. Colpo che potrebbe uccidere un toro, quello che ora il Real Granella deve apprestarsi ad assorbire, perché proprio all'inizio, all'alba di questo secondo tempo, alla prima occasione concessa al Peperino, sono andati avanti 2-0 i ragazzi in maglia biancorossa, chissà che non sia la scintilla che fa ripartire quelli di Brutti. Intanto qui c'è un calcio di punizione. Stavolta non lo batte veloce Angelucci, che probabilmente andrà direttamente in porta, è preoccupato D'Eugenio. Ne chiama almeno 3 in barriera, crediamo. Se ne mette meno di 3 è solo per veder partire il pallone. Giovannetti, ma infatti ne chiama un altro. Giandonato e Giovannetti. Non si aggiunge il terzo. Arriva ora, è Mangione. Ai 3 attaccanti in barriera il Peperino. Angelucci. La palla non si abbassa, tra l'altro era anche sul palo di Eugenio. Sono rimasti in 5 i supporters del Real Granella lì dietro la porta, dove prima giocava nella prima frazione Pitruzzella. Tuzzi. C'è un altro giocatore che si sta scaldando per il Peperino. De Angeli. Tuzzi. Palla in avanti, poi giocata su Afrie, che viene spinto, calcio di punizione. Eric Afrie.
giocatore molto piccolo ma evidentemente rapidissimo, che il Peperino va a mettere largo a sinistra. È di nuovo però il momento di Francesco Giandonato. La lunga rincorsa di Francesco Giandonato che scarica ancora secco, Pitruzzella parata in fotocopia, poi di testa. C'è un fallo nel tentativo di tap-in. È una sequela quella di punizioni, davvero tutte in fotocopia, quelle di Giandonato, un tiro secco che sembra prendere anche velocità con la traiettoria che si estende. De Angeli colpito alla schiena, calcio di punizione dall'altra parte. Gli dà il 5 Giandonato, batte velocemente a sorpresa il Real Granella, ma sorprende anche se stessa Mangione. Se ne può andare, scivola alla fine, era stato toccato prima, è calcio di punizione e cartellino giallo per Pratesi. Col destro o col sinistro, non sembra cambiare la musica, ma sempre lui. Perfezionista, non ci sta, ha qualcosa da ridire sulle sue punizioni. Escono troppo centrali secondo Giandonato. Stavolta va col sinistro. Prova a giro Pitruzzella con un miracolo, è un duello aperto tra i due. Duello continuo a distanza, perché sono tiri dalla distanza quelli che partono sotto forma di calcio di punizione da parte di Giandonato, tra i migliori in questo fondamentale, di quelli che abbiamo visto in questo inizio di Lega Calcio 8. De Angeli porta palla ma non ha molti sbocchi, deve tentare con l'esterno una giocata per una lunghissima sovrapposizione di Tuzzi. Esce De Eugenio che protegge la rimessa laterale. Manca il collante tra le parti per quanto riguarda quelli di Brutti, che infatti è inalberato in panchina. Vuole giocatori più vicini tra di loro, più disposti ad aiutarsi. De Angeli arriva infatti da dietro. Pratesi. De Santis. Male. Si propone a Frie. La palla è però lunghissima. Di testa è intervenuto Pratesi, in mezzo al campo crediamo Tiberti, trattenuto. Tiziano Tiberti, ex Bacci Immobiliare. Batte col piatto, dove avanza Pratesi andando da Matteo De Angeli e tornando. Di nuovo da Tiberti. Il cross col sinistro, Perelli in sicurezza, Piras vuole pulire l'area. C'è poi il buono stop qui sulla destra di un giocatore del Peperino che si invola. Poi l'ottima azione non chiusa da Frie, ma in 3 passaggi sono andati in porta quelli di Damora. Era stato nell'azione precedente il numero 2 Giancarlo Lorenzi. A correre qui sulla fascia De Angeli. Fallo subito. Allontana il pallone Lorenzi, viene ammonito. Nel cartellino tirato gli aveva la munizione. Sta rifiutando Giovannetti in panchina che se la ride e si scalda mentre... No, alle spalle 2 per 7 scala giusto 14 Giordano. Pratesi è un pallone pilotato in area, cercano una sponda, cade un giocatore del Real Granella ed è calcio di rigore, secondo il direttore di gara che era vicinissimo all'azione. Un giallo è stato sventolato nel frattempo, crediamo per Giandonato. Furbo, il giocatore del Real Granella, che probabilmente ha anche cercato il contatto con le gambe. Deve esserci stato qualcosa, perché è caduto a terra l'attaccante del Real Granella. Ora Angelucci. Simone Angelucci contro Daniele De Eugenio.
La rincorsa di Angelucci che incrocia di potenza e non sbaglia, riapre la gara il Real Granella che torna pienamente nel match. 1-2 segna sempre Simone Angelucci. E ora evidentemente anche il termometro della gara, i bioritmi, così per dire, possono ricominciare a pendere dalla parte dei padroni di casa, anche se il Peperino ha concesso davvero poco dal punto di vista difensivo, è punito qui da un calcio di rigore. Lorenzi va lungo su Mangione, Pratesi lotta con Mangione, la rimessa laterale è del Real Granella. Tuzzi, colpo di testa secco di Piras, fa la stessa cosa De Santis. Poi Angelucci, subisce un altro fallo Angelucci, inizia anche ad entrare più nel match il bomber del Real Granella. Tuzzi tocca a Pratesi, addirittura con un tiro, non mette paura ad Eugenio. La partita è lunghissima, siamo solo al 9 della ripresa. Guadagna qualche secondo De Eugenio che poi rinvia con le mani, si è aiutato Mangione. De Angeli batte in movimento, Afria era lì vicino. Partita che piano piano sta diventando sempre più confusionaria. Pratesi appoggia, e certo non ne beneficia lo spettacolo perché qui De Seta, l'isola fascia, che ci ha abituato sempre a giocate precise, sbaglia l'appoggio. Rimessa laterale effettuata da Perelli, spizzata con la testa, non può evitare il calcio d'angolo Pratesi, sarà per quelli del Peperino. Guarda qua, calcio d'angolo così, fa così. Tutte le soluzioni, sia dentro l'area che fuori, anche se ora sono in 3 dentro quelli del Peperino. Un rimpallo, Petruzzella in una mischia furibonda che da qui, ve lo diciamo tranquillamente, non abbiamo visto minimamente cosa stesse succedendo in area. Afrie al limite dell'area, l'appoggio è fuori per un sinistro che parte scivolando da parte di Perelli. Era sicuramente una buona soluzione perché nessuno stava lì a guardarlo, ma la palla di Perelli è molto alta. Tuzzi, il tacco di Angelucci che libera De Angeli, il tiro è contrato, torna Angelucci però e si guadagna un altro gran calcio di punizione qui. Attenzione perché per questo fallo Giandonato, che era prima stato ammonito per proteste, riceve il secondo cartellino giallo e quindi è cartellino rosso per il numero 8, tra i migliori del Peperino, deve abbandonare il campo. Esce Afrie, entra Giovannetti. E ora sarà molto dura per il Peperino che deve reggere in 7 più di metà del secondo tempo. Era stato ammonito per proteste nell'azione che ha portato al calcio di rigore trasformato da Angelucci, sempre per colpa di Angelucci. Qui per un fallo commesso su di lui è arrivato il secondo cartellino giallo, fiscale sì. Angelucci nel frattempo, svirgolatissima la conclusione. Dicevamo abbastanza fiscale, visto che la gestione dei cartellini nel primo tempo era stata abbastanza al ribasso, nel senso che i direttori di gara hanno preferito tenere la gara parlando con i giocatori piuttosto che sventolare loro in faccia dei cartellini. Ha pagato Giandonato, alla fine ha commesso solo un fallo e ha protestato. Per il calcio di rigore prima assegnato ai suoi avversari, certamente non una prestazione da cattivo quella del numero 8. Mangione, col difficile compito di tener palla, il numero 7 subisce fallo, la battuta velocemente, ma fermando l'azione, qui si arrabbia da Mora col direttore di gara, situazione ora difficile da tenere, perché naturalmente il Real Granella è nervoso perché sta ancora perdendo la gara e Angelucci chiede
che venga rispettato il tempo. Il Peperino è nervoso perché la gara la sta vincendo, ma è sotto di un uomo. Non sarà facile ora per gli arbitri. Perelli, la sventagliata a cambiare fascia, ma serve più che altro a guadagnare qualche secondo. Palleggia il Real Granella. De Santis sbatte contro un muro di 2 uomini. Buona palla recuperata qui sulla sinistra, c'è un fischio dell'arbitro. Perelli si lamenta perché avesse concesso il vantaggio al direttore di gara, si sarebbe presentato in area dall'ingresso laterale. Sarà time out alla prossima per il Peperino? No, l'arbitro lo dà adesso. Lo dà adesso. Si riprenderà con un calcio di punizione per il Peperino. È stato guadagnato all'altezza del vertice destro dell'area di rigore, guardando dalla prospettiva di Pitruzzella. È fuori il battitore ufficiale, tra virgolette, Giandonato, che tante volte aveva tentato di buttarla giù la porta dell'estremo difensore del Real Granella. C'è quindi Mangione sul punto di battuta. Va secco, ma va contro la barriera. Mangione la tiene, guadagna secondi preziosi, la nasconde 2 volte a un avversario. Grandi giocate di Mangione. Pilastro oggi di questa squadra, si sta anche sacrificando tanto lontano dalla porta il numero 7, ora che i suoi compagni hanno bisogno di lui. Ora Giovannetti. Giovannetti a giro in area di rigore, Pitruzzella con i pugni e poi subito un fallo. Il difensore del Real Granella, che era andato a raccogliere la respinta del portiere, è Capitan Tuzzi, che sarà uno degli ultimi a mollare. Come al solito sale Pratesi, cambio di fronte su De Seta, stavolta è preciso. Tra Macere e Veronica gli sporcano il pallone, ancora Mangione, altra palla nascosta da Mangione, sempre lui, poi in verticale. Prova ad andarsene sulla sinistra il Peperino, che sfiora il 3-1. Paradossalmente più vicino al 3-1 il Peperino che al 2-2 il Real Granella, che ha un uomo in più. Questo vuol dire che c'è tanto da faticare ora per quelli di Damora. Real Granella che si perde ancora in un bicchiere d'acqua sulla destra ed offre un'altra chance in contropiede a uno scatenato Mangione, sempre lui Mangione. Davvero straordinaria la sua prestazione oggi. Tiberti redarguisce praticamente tutti i compagni e Lorenzi torna in panchina, ammissione parzialmente compiuta, ha coperto bene su questa fascia al suo posto Vertesì. Anche Pratesi nel frattempo si allontana. Ci siamo persi l'espulsione. Patrick Perelli contro la barriera del Real Granella, poi Piras col pallone che scende, Pitruzzella lancia lunghissimo, Pitruzzella, Angelucci con un prodigio riesce a tenerla in campo, poi la copre con la suola dal fondo, crossa su un avversario, la palla è uscita nel periodo non collegato, nel frattempo espulso Pratesi, quindi parità numerica ristabilita. Lo vediamo qui che si è avvicinato alla panchina, l'ha cacciato fuori l'arbitro. Tiberti chiude il Peperino. Dicevamo, si sta giocando in 7 contro 7 perché anche Pratesi, come Giandonato, è stato espulso. Non abbiamo visto il cartellino, arbitro che probabilmente l'ha cacciato fuori a voce in occasione del calcio di punizione prima concesso al Peperino.
Qui rinvia il Peperino dalle parti di Alesse, da Pitruzzella, appoggio a Tuzzi, col sinistro, riesce a far partire un'azione in 1-2, Angelucci, se ne va in mezzo a due, vantaggio dato dall'arbitro, Tiberti, ancora Angelucci che è rimasto nei pressi e tira dalla distanza, 2 volte, la prima col destro accettabile, la seconda inspiegabile col piede debole, diventa un assist per un nuovo rinvio dal fondo di De Eugenio. Lorè, se ne sei, non fa pressionare, capito? Devi stare attento. De Eugenio ammonito per perdita di tempo. È entrato Fattori al posto di Angelucci. Arbitri molto fiscali, oggi dovranno stare attenti anche Cotton Club e Cottini Staibano Gomme. Sono le protagoniste della gara che seguirà questa, sempre nella 9ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8, dove per il Peperino sta per maturare la prima vittoria in Serie A. Sale ancora il Real Granella con Tuzzi, ma è forzato il passaggio, non ha soluzioni facili il capitano che finisce per sbagliare. Fallo laterale. La rimessa sarà di Piras. Piras la regala a Tiberti, poi la lancia nella stratosfera, il pallone scende, il campanile termina da Pitruzzella che fa rimbalzare palla e riparte da destra, gira ancora vuoto Tramacere lì sulla fascia che lascia scorrere il pallone, c'è l'1-2, è andato a terra il giocatore del Peperino, l'arbitro estrae il rosso diretto per De Seta, il fallo sull'ala del Peperino. Il fallo è stato subito da Giovannetti, cartellino rosso diretto per il numero 16 del Real Granella. La partita non è stata cattiva quanto dirà il tabellino dei direttori di gara. Probabilmente nel referto qualcosa verrà anche ammorbidito, perché 3 rossi, 2 sono stati sventolati al Real Granella in questo secondo tempo e 1 al Peperino per doppia ammonizione di Giandonato. Conosciamo Ivan De Seta, giocatore corretto, forse qui ha ecceduto nell'intervento a gamba tesa su Giovannetti. L'abbiamo visto cercare velocemente l'arbitro all'interno del suo taccuino. Ora Giovannetti appoggia, la va a raccogliere, la palla attraversa tutta l'area di rigore e finisce fuori dall'altra parte. E la situazione di inferiorità numerica del Peperino è ora ribaltata, siamo 7 contro 6. Si lotta a centrocampo, c'è il colpo di tacco di Fattori, Tramacere non può arrivare, allora De Eugenio rinvia lungo dove Mangione se la porta avanti con un braccio secondo l'arbitro. Fallo di mano di Mangione. Nel frattempo il Real Granella ha battuto la punizione perché deve stringere i tempi, è sotto di un uomo, sembrava aprirsi la via della rimonta al momento del calcio di rigore e poi dell'inferiorità numerica causata dall'espulsione di Giandonato. Gioco fermo nel frattempo, l'arbitro si avvicina al presidente Granella e a mister Brutti. Cerca di spiegare civilmente l'arbitro alla dirigenza del Real Granella le sue posizioni. Non mi piace essere preso da lontano, se no la faccio uscire, vediamo, grazie. Lorè, dobbiamo stare stretti, Punizione Peperino, lancio lungo, ha usato le braccia, il neo entrato davanti del Peperino, la palla è lasciata lì dal Real Granella e il cucchiaio di Giovannetti che non perdona la disattenzione che probabilmente dà la vittoria al Peperino. 3-1 e doppietta per Fabrizio Giovannetti. In un momento di totale amnesia erano in 6 in campo, in un momento dove c'era da battere forse velocemente una punizione. Quelli del Real Granella hanno perso il bandolo della matassa, c'è stato l'ingresso nel frattempo del 4 del Peperino. Prova ad andare solo contro tutti Fattori, poi Tramacere dal limite De Eugenio in 2 tempi. Vanicore, il numero 4
molto alto del Peperino, infatti lo cercano col pallone lungo. Si sta per materializzare la prima storica vittoria in Serie A per il Peperino, ma il Real Granella non ci sta e attacca con Tuzzi, si sbatte però contro un avversario. Calcio di punizione. Tuzzi lo batte velocemente, vuole che gli venga reso il pallone, ancora giù Tuzzi. Vertesci è al secondo fallo consecutivo e se abbiamo visto l'andazzo dei cartellini per ora rischia e non poco. È rimasto a terra Tuzzi, che si è fatto male veramente. È un giocatore che mai abbiamo visto fingere in anni e anni di Lega e non avrebbe soprattutto senso farlo ora con la propria squadra, a pochi minuti da un'altra sconfitta. Si allontana prima della fine del match Simone Angelucci. Tre in barriera. Parte Tramacere. Va a giro Tramacere, vola Daniele De Eugenio e la mette in corner. Effettuato ora il tiro dalla bandierina, occhio perché il Peperino ha anche chance di arrotondare in contropiede, la palla è rimasta dentro, c'è l'occasione per il Real Granella, intervento in scivolata, è sul pallone, Tuzzi l'allarga sulla destra, buonano parole grosse da fuori nel frattempo, Alesse si sta rialzando Fattori, la palla ce l'ha Tuzzi, si fa ingolosire dal tiro, se ne vuole andare fino in fondo, sulla fascia destra al lato corto il raso terra, intervento in scivolata. E c'è un altro giallo, sventolato, non sappiamo dire all'indirizzo di chi. Rimessa effettuata dentro dove Tiberti recupera su Perelli. Perelli col fisico, si porta a casa un calcio di punizione, che è ossigeno puro. Perelli. In verticale, Vertesci, dal lato corto l'assist, una deviazione, Pitruzzella se la ritrova tra le braccia, si arrabbia da morire il tecnico del Peperino, qui prova ad andare da solo Tramacere ma ne deve saltare tre in pressing, il terzo gliela sottrae, poi Giovannetti, ancora lui, palla al piede, si guadagna un'altra punizione, altra grande prestazione del numero 10 che vince il duello a distanza con Tramacere. Giallo anche per Tuzzi. Fabrizio, allontana. Doppio, dai più su, guarda più su. Manuel Perelli, sinistro secco, finisce di molto alto sopra la traversa. L'arbitro ha già il fischietto in bocca, lo toglie naturalmente perché manca ancora qualche minuto. Peperino che rimane concentrato sul campo. Tuzzi, partita davvero molto strana, soprattutto in questo secondo tempo. Ha preso una piega disciplinarmente imprevedibile. Tramacere la lascia lì, poi è l'ultimo a toccare De Eugenio, la prende con i piedi, attende l'arrivo di un avversario e la raccoglie infine con le mani. Attendiamo l'indicazione del recupero da parte del direttore di gara quando De Eugenio rilancia, dove stacca in solitaria, crediamo De Santis. Palla Real Granella, Tramacere, forse l'ultima chance di riaprire la gara, Piras lo porta fuori giri, c'è la palla recuperata dal Peperino che può andare in contropiede 4 contro 2, tocco così e così di Manicore,
quando il triplice fischio del direttore di gara ci dice che il Peperino, battendo 3-1 il Real Granella, trova la sua prima storica vittoria nella Serie A della Lega Calcio 8. Tanto rammarico per quelli di Brutti che hanno vissuto un secondo tempo dal punto di vista disciplinare molto sfortunato.